vi ricordo che noi siamo partiti per primi in Italia con il tema del sierologico, prelievo del sangue, professor Lippi, professor Plebani, Università di Verona, Università di Padova, un progetto che peraltro prevede anche come coordinatore il professor Palù, professore emerito e virologo, insomma, che conoscete tutti, e penso che questo progetto sia un progetto di altissimo valore scientifico, che poi ha avuto anche risvolti clinici, nel senso che parallelamente quello che voi leggete, adesso girano tanti WhatsApp, no? La cura sierologica, il sangue serve, è la nostra cura. Boh, noi ci siamo già. Ci siamo già al punto tale che possiamo annunciarvi, poi vi porterò i risultati che vogliamo anche comunicare all'Istituto Superiore della Sanità, dei primi pazienti curati con che per noi sono cure già esaurite, però per prudenza non abbiamo mai voluto parlarvene, 12 pazienti. Diciamo che le cure hanno avuto esito incoraggiante, però vi dico anche un'altra cosa e ho bisogno del vostro aiuto per fare un appello, perché nelle prossime ore noi inizieremo a rendere, diciamo, industriale quello che per adesso è stato sperimentale, ovvero ci sarà una chiamata, abbiamo già scritto a tutti i direttori generali per attivarsi con i centri trasfusionali, per raccogliere in via prudenziale il sangue di tutti i pazienti malati che sono guariti. Quindi stiamo costituendo, abbiamo già un deposito, ma la nostra idea è quella di costituire una grande banca di sangue di pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Loro in teoria hanno gli anticorpi, a noi serve quel plasma con gli anticorpi perché diventa la cura, se dopo tutto sarà confermato, però noi non possiamo permetterci di avere la conferma, girarci indietro e non avere più il magazzino. Allora, primo, questo sangue dura 2 anni, secondo, è comunque sangue che è utile nelle donazioni, ha qualcosa in più che ci dà anche degli anticorpi che sono un grande valore, che sono gli anticorpi neutralizzanti del coronavirus. Quindi non è uno spreco, è una raccolta che facciamo in maniera volontaria, però richiamo tutti a senso civico. La sanità del Veneto vi ha dato tanto, ciao Maria, cioè, vi ha dato tanto rispetto alle cure, mi rivolgo a tutti gli ammalati che sono guariti. Oggi chiediamo agli ammalati che sono guariti in maniera non obbligatoria, ma saranno contattati, di mettersi a disposizione di donarsi per mezz'ora il braccio e ci preleviamo la sacca di sangue, perché noi stiamo costituendo la più grande banca del sangue e per avere il plasma degli ammalati oggi guariti del coronavirus. Questa è un'operazione che il Veneto fa, anche questa volta per primi in Italia, abbiamo scritto a tutti, il centro di riferimento resta a Padova, però voi capite che a questo punto noi, se tutto sarà confermato e validato, vi ricordo che ad oggi il tema della cura con il plasma dei pazienti ammalati, guariti, quindi con gli anticorpi neutralizzanti, ad oggi non è validata, è ancora in fase sperimentale. Noi siamo una delle realtà che stanno sperimentando, ma noi guardiamo avanti e vogliamo creare questa banca. È una banca che è unica nel suo genere, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti coloro che sono guariti, che se vogliono dire un grazie alla sanità del Veneto, mi vengono lì col braccio e si fanno prelevare una sacca di sangue. A me serve questo. Abbiamo avuto 3.600 persone in ospedale, erano tutte malate di coronavirus, potenzialmente abbiamo 3.600 persone che potrebbero dare una mano alla comunità. E è un po' buttare il cuore oltre l'ostacolo, ragazzi, perché mi rendo conto, se uno guarda le scartoffie dovrebbe aspettare che validino le prove, dire che va tutto bene, però noi abbiamo fatto un ragionamento: prelevare sangue non è proibito, perché il sangue si dona, questo è sangue che si può donare. Se poi c'è questo valore in più che è gli anticorpi neutralizzanti, lo mettiamo in un reparto e creiamo una banca che sappiamo che è sangue che ha qualcosa in più. Ci dura 2 anni, quindi io spero che non in 2 anni, ma in qualche giorno, qualche settimana, sta partita si chiuda a livello nazionale. E alla luce delle sperimentazioni, del fatto che gli anticorpi neutralizzanti del plasma diciamo somministrati come cura hanno dato risultati soddisfacenti da noi in Veneto, dico che è giusto avere una banca pronta per lavorare sacche di sangue ed essere pronti.